Lo scrittore italo-francese Pascal Schembri è autore di una interessante biografia che riguarda uno degli attori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano e internazionale. Una lunga e bella storia attorno all'indimenticabile Marcello Mastroianni, protagonista di storici film come Divorzio all'italiana, La dolce vita, Una giornata particolare, e di tantissime altre interpretazioni. Un libro pregevole che racconta le fasi più importanti e significative della vita del grande attore, del quale fra qualche giorno ricorre il centenario della nascita. In vista del grande evento, lo scrittore Pascal Schembri, originario di Realmonte, si è recato al cimitero monumentale del Verano di Roma, dove è sepolto Marcello Mastroianni. Una tomba semplice a contatto con la nuda terra all'ombra di una palma e circondata dal verde e da diversi vasi di rose bianche. Al centro solo il cognome, Mastroianni. Con grande commozione lo scrittore Pascal Schembri ha deposto un garofano rosso, rimanendo per alcuni minuti sul filo dei ricordi. Felix qui potuit rerum conoscere causas, beato colui che ha potuto penetrare nell'essenza delle cose. E qui vengono in versi di Ugo Foscolo da Dei sepolcri con il concetto della morte che lasciava ai posteri parte della sua storia. A giorni Pascal Schembri, in omaggio al centenario della nascita, presenterà a Roma il libro che riguarda la biografia di Marcello Mastroianni. Un appuntamento da non perdere, nel corso del quale rivivrà nelle molteplici sfaccettature dell'animo e della cultura il grande attore.